Si è conclusa all'alba di questa mattina l'operazione Caro Diario, avviata ad agosto 2017 dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chiavari e coordinata dalla procura di Genova. Le indagini avevano preso le mosse proprio da una pagina di diario consegnata ai militari dell'Arma dalla mamma della fidanzata minorenne di uno degli indagati. La donna si sarebbe rivolta ai militari insospettita dal giovane, ritenuto poco raccomandabile, ed alcune annotazioni della figlia riportate sul diario collegate successivamente ad attività di spaccio di stupefacente. I militari hanno operato con attività tecniche e pedinamenti sino ad arrivare ad individuare gli indagati legati tra loro dall'attività di compravendita di stupefacente ceduto peraltro a credito. Proprio questa modalità inconsueta avrebbe generato alcune tensioni tra gli stessi spacciatori, sfociate almeno in un caso in una vera e propria estorsione. Nel corso di un incontro tra fornitore e due clienti, di fronte al mancato pagamento delle pregresse forniture, i malviventi avrebbero minacciato di morte i due, malmenandone uno e procurando una ferita col coltello alla gamba all'altro. L'operazione è andata avanti sino a questa mattina, quando i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova nei confronti di 4 soggetti rintracciati nelle province di Genova, Parma e Como. I 4 sarebbero ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di stupefacenti in concorso ed estorsione aggravata per essere stata commessa con armi. Contestualmente 2 indagati sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione di dimora nel comune di Genova. L'operazione ha permesso di comprovare l'operatività tra Chiavari, Recco e Genova di un folto gruppo di spacciatori al dettaglio specializzato negli acquisti a credito dello stupefacente e nella successiva cessione al dettaglio anche e se non soprattutto a minorenni. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti alcuni grammi di droga.